questa storia non c'è trama. O meglio, c'è trama e ordito. L'impresa è far quadrare i conti, mettere insieme i fili. Unire, intrecciare i fili di storie. Metterle prima davanti, in cima. Storie, Persone, impresa, tessuti, lavoro. fili. L'impresa è confezionare la trama giusta. Io credo, e noi crediamo, che sia possibile. Ago e filo. Il filo del pensiero, il filo del discorso. Il filo della vita non deve avere nodi. Il filo delle periferiche, il filo conduttore, alimenta, diffonde, collega. Questo, nella mia lingua, si chiama sciuta. Il filo lega, è il filo che mi lega a una persona. Il filo si spezza, il gatto ci gioca, ma il filo intrecciato con altri crea il tessuto e diventa forte. Cos'è un vestito? A cosa serve? Copre, Rivela, nasconde. afferma. Sapete cos'è un tessuto ripstop? È un tessuto di fibra naturale mischiato con fili di tessuto sintetico più forte, più resistente, e questo fa sì che il tessuto diventi antistrappo. È Un intreccio di filamenti diversi in equilibrio. esatto. È come un abbigliamento ignifugo fatto a strati di tessuto, ciascuno con proprietà ignifughe differenti. Ogni strato non somma le sue capacità, ma le moltiplica. Ecco, fare impresa è mettere i fili giusti nei posti giusti. Usare gli strati adeguati per moltiplicarne gli effetti. E il lavoro è fatto dalle persone per le persone. Persona. Persone. Significa risuonare attraverso. È così che nel teatro antico veniva chiamata la maschera, persona, che serviva per amplificare la voce e l'espressività dell'attore. Confezionare vestiti vuol dire proprio questo: preparare l'abito che faccia risuonare meglio la persona che lo indossa. E come diceva quell'imprenditore? Io non ho particolari talenti, Ma so riconoscerli negli altri.
Il vestito rivela, ma un po' anche nasconde. È come una maschera al teatro, dove pensi che è tutta una bugia, ma invece forse è una verità con una diversa forma. E la maschera ci dice quello che ci deve dire. আমি একটা লম্বা টি-শার্ট বাস করি io li abiti li piego sono una maglietta a manica lunga. Il vestito nasconde. Sai quante volte, con quanta attenzione ho curato il mio modo di vestire? Tutto questo per nascondere la clandestina. I miei occhiali mi nascondono o mi rivelano? Io sono respiri, parole interrotte. A volte vorrei spaccare tutto. 1, 2, 1, 2, 3. Io sono cotone. Il cotone è utile, morbido e pratico e ti fa sentire bene. E a me piace sentirmi bene. È di colore bianco, tutti i colori insieme, come la luce. Io sono jeans e maglietta bianca, con qualche stampa strana. Anche l'azienda dove lavoro è un jeans, versatile, resistente, senza strappi. Il mio non è un vestito fatto di tessuto,
È un vestito fatto di volontà, di grinta nel lavoro che faccio e di cattiveria per guadagnare ogni giorno 1 metro in più. আমি একটা যে সুন্দর শার্ট পিনছি রে ভাইজান। Sono timido, imbarazzato, schivo, sono una tuta, il mio pennarello indelebile. Sono Lorenzo, l'indelebile rosso. Io sono una felpa, fucsia o gialla. Della felpa io sono il polsino, il pugno stretto dentro. Io non sono 100% cotone, c'è qualcos'altro. Io sono qualcosa e poi un'altra. Ho anche una fibra naturale, che è anche quella più fragile, perché si consuma, ma anche ho una parte più resistente. Io sono respiri, parole interrotte. Perché è nato qui è difficile da capire. Che è nato qui è nato con la camicia. Per quelli come me è una camicia che ci si deve fare da soli. Il messaggio è questo: un clandestino può diventare un cittadino e indossare finalmente quella camicia. Sì, c'è qualcuno che le offre l'opportunità di confezionarsela. La cittadinanza è una cosa che si conquista lavorando duro e combattendo, soprattutto contro il giudizio degli altri. È più di una camicia, è un intero vestito. E essere grati a chi ci ha dato la fiducia, la possibilità, a chi ci ha dato una chance. La cittadinanza è la mia laurea. Mettetemi una corona di alloro con addosso il mio vestito con il quale mi sento bellissima. Oggi posso dire che la mia storia mi piace. Mi piace la mia storia. Ragazzi, anche oggi il lavoro è finito.
Questa storia ha una trama, è un ordito, è un tessuto di vita. Non si può vestire il lavoro se non si vestono le persone. Crediamo sia possibile. È vero, non è facile. E si impara un poco alla volta. Ma è questa l'impresa che ci interessa. Del resto, ognuno contiene bellezza anche quando non lo sa, e talenti, e storie. Bella squadra. Bel cast.